1° luglio 2024 sono arrivato a Mestre per fare la ciclabile Monaco-Venezia. Quindi parto da Venezia e vado a Monaco e si parte. La bici l'ho preparata, eccola qui, bici pronta. Si parte per Monaco da Mestre, stazione di Mestre, stazione dei bus. Sono partito ieri sera da Roma e sono arrivato adesso stamattina, mezz'ora fa, il tempo di preparare la bici e quindi parto, prendo la ciclovia Monaco-Venezia, quindi Venezia vado verso Monaco. Questa è la bici tutta pronta e si parte. Ciclabile di Mestre, sono partito da un minuto, sono le 6:30, 1° luglio 2024. Sono ancora a Mestre. Gravellino. Primo gravellino della giornata. Vai. Immerso nella natura. Si va. Questa è la ciclabile del Sile e anche la ciclabile perché porta a Monaco. Praticamente devo fare 6 km di questa strada, questo sentiero qui che costeggia questo fiume. Così mi dice il navigatore.
È il centro di Treviso, lascio alle mie spalle e quindi si prosegue il percorso, sempre piste ciclabili. Qui siamo sempre a Treviso, ma siamo fuori dal centro. Incominciano le colline per ora. Fino adesso tutta pianura, 76 km di pianura, ora iniziano le colline. Qui siamo a Conegliano. Stazione di Conegliano. Vittorio Veneto. Qui più avanti ci sono le montagne. Siamo a Vittorio Veneto. Sempre Vittorio Veneto, ciclovia dell'amicizia, Monaco-Venezia. E io sono partito da Venezia e vado a Monaco. Il temporale. Laghetto Restello.
Lago di Santa Croce. Sono arrivato al camping Carehei, comunque camping Rivera sul lago di Santa Croce, ecco qui.